sì, sono lì. Una cosa del certo mondo non invece Che bacia ognuno di voi, che vi stringe la mano, che vi tocca, anche per un semplice suggerimento, anche per una semplice parola di affetto. Paternò ha bisogno oggi più che mai di un sindaco che lo trovate ovunque a Paternò, ovunque, nel cortile, dentro la casa della zia Pippina, lo trovate nelle strade, nei quartieri, ovunque Paternò. E saremo sempre con lui e sperando in voi, perché quest'uomo è un grande uomo. Avevamo già preannunciato 12 giugno, festa della liberazione! Liberiamo Paternò dal malgoverno! Ci siamo riusciti, ha vinto la città! Perché?
Per i servizi abbiamo preparato alcuni servizi, dei focus su argomenti specifici. Il primo lo ha realizzato Alessandra Santanocito, un approfondimento per conoscere i numeri di questa campagna elettorale. Prego la regia di mandare il servizio. Manca poco più di un mese alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e dell'amministrazione a Paternò. Si vota infatti in un unico giorno, domenica 11 giugno, con eventuale ballottaggio il 25 giugno. Gli elettori paternesi sono chiamati ad eleggere il prossimo sindaco che amministrerà la città per i prossimi 5 anni, dal 2017 al 2022. Partiamo dai numeri. 5 sono i candidati sindaco: l'uscente Mauro Mangano, Nino Naso, Anthony Di Stefano, Salvo Ladelfa e Nino Lombardo. 18 le liste tra civiche e di partito. 400 circa i candidati, 24 e non più 30 i posti disponibili per sedere in consiglio comunale, 38.000 circa gli elettori aventi diritto. Ad avere una preparazione che sia davvero per noi di supporto, che non si aspettino questi consiglieri comunali di essere lì come solo dei collaboratori, ma che siano davvero una squadra che deve portare al sindaco un di più di idee, di forze, di progetti. Io credo che le candidature sono spazi di democrazia occupati dai cittadini. Poi stiamo facendo un lavoro serio con le persone che si sono candidate. Abbiamo 7 liste, ma insieme ai candidati al Consiglio abbiamo condiviso un codice etico. Stanno facendo delle lezioni, professori, giuristi di università con avvocati, per spiegare ai vari consiglieri comunali cosa andranno a fare in Consiglio. E già abbiamo... Da cattolico mi ero fermato, volevo dire, ma le strade? Paternò in questo momento, quindi anche per questo era importante tenere le salinelle pulite. Chiesa, ospedale, velodromo, turismo, strade, niente. In un circuito della via dei Castelli e finalmente vedo tante scolaresche che vengono, quindi non perdiamo queste occasioni. Intanto quello che abbiamo cerchiamo di valorizzarlo e poi piano piano inseriamo in un contesto generale. Sto vivendo questa campagna elettorale, la mia prima in assoluto, non avendo mai fatto politica. Il motivo per il quale io e tantissimi come me, soprattutto coetanei, ci stanno mettendo la faccia e ci stiamo mettendo la faccia è perché crediamo che questa città meriti davvero di più. Dici ora arrivi tu e con la bacchetta magica risolvi tutto. Paternò è una realtà piena di contraddizioni, di luci e di ombre. Paternò è una metafora, un emblema del meridione d'Italia, un meridione che si è sviluppato e si sviluppa, che cresce ed a volte decresce a macchia di leopardo. Bisogna analizzarlo per quello che è, una realtà ricca di dimensioni diverse. Lo preferisco alla vaniglia, senza aggiunta di panna. Sì, va bene, grazie. €1 secondo sportello, grazie a lei. Grazie. Quindi vuol dire che sei impegnato con il lavoro, no? Come sta andando con il lavoro? Non mi posso lamentare, adesso mi stanno facendo il contratto.
Che sento parlare di contratti allucinanti. Io penso lavori e tu lavori o dei contratti. Per la prima volta quando sono arrivato qui. Che praticamente appena hai sentito questa parola ti prepariamo il contratto sei rimasto scioccato praticamente, no? Diciamo che da quando sono qua non è nulla di nuovo. Io sento parlare dai clienti miei che onestamente mi dicono tutti i giorni no, ora vado a provare in Svizzera, vado a provare in Germania, Spagna, eccetera. Australia! C'è niente di meno che l'Australia. Perché cosa? Perché non trovano lavoro, perché non hanno, c'è una serie di problematiche che comunque non stiamo qua a discutere perché le hai vissute tu in prima persona. I problemi, non mi parlare di problemi che con queste elezioni ora praticamente non si può neanche camminare in giro. Fra buche per strada, vigili assenti, caos, confusione, carte appiccicate ovunque. Perché non ho capito, no? Bene le elezioni, che sono finite, devono ancora finire. No, vuole ancora finire fino all'11 giugno, 10-11 giugno. Ci sarà questo caos assoluto. Credimi che di discussioni ne fanno, ma nessuno parla di strade, nessuno parla di ordine, nessuno parla di queste cose. Sarebbe altro. Ma che dobbiamo fare? Purtroppo è così, aspettiamo, vediamo. Votiamo soprattutto. Votiamo soprattutto. Facciamo votare con la speranza che possa realmente cambiare qualche cosa. L'importante. Guarda, allora ancora non hai il ne. Hai visto? Chi l'avrebbe mai detto da alunno a professore? Però anche a te una buona serata, bello. Ciao bello, ciao. Paternò è un luogo dalla storia plurimillenaria, è un luogo pieno di storie e di storia, una storia importante intessuta da una pluralità di storie. Paternò è un luogo profondamente legato alla Valle del Simeto, uno dei luoghi siciliani, uno dei siti siciliani dove vi sono stati i primi insediamenti di villaggi e le prime popolazioni importanti dell'isola. Voltiamo decisamente pagina. Alle 12 di oggi, scaduti i termini di presentazione dei programmi elettorali e delle liste a sostegno dei candidati sindaco per i comuni chiamati al voto il prossimo 11 giugno. In questo servizio il riepilogo per i comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia. Il dado è tratto. Dalle 12 di quest'oggi, infatti, i programmi dei candidati a sindaco e le rispettive liste a sostegno sono state ufficializzate presso gli uffici elettorali dei vari comuni. Saranno 404 dunque i candidati al Consiglio Comunale per 24 posti disponibili. Per i 5 candidati a sindaco sarà invece solo una la poltrona. Per sapere chi la spunterà, l'11 giugno, salvo un eventuale ballottaggio che si terrà il 25. E intanto, oggi, quel che è fatto, l'Election Day è ormai alle porte. 120 cavalli GPL Easy a 15.600 euro. Solo da Catanea Auto, a Catania in Viale Africa 126 e a Mister Bianco in corso. Scegliere perché
quando dico il barbiere? No? È uno dei mestieri più antichi proprio. Questo è il vero rasoio, Ciccio. Il vero rasoio. Quando ti tira Ciccio timbro, perché questa è una lama, non è un rasoio. Certo, tu anche facevi questo mestiere, che potevi continuare. Certo, oggigiorno le persone non portano avanti l'arte di una volta, quindi si perde tutto, assolutamente. Così ti senti la pelle molto più idratata. Questo sembra è un movimento di una volta. Ciao, sono Anthony Di Stefano, candidato sindaco. L'11 giugno sarà un giorno determinante per le sorti della nostra città, il giorno del voto. E vi chiedo e ti chiedo un voto che sia di svolta e di coraggio nei confronti dello sviluppo e del lavoro nei confronti dei tanti giovani che abbandonano, fuggono dalla nostra città, ma anche dei quarantenni, dei cinquantenni che sono stati lasciati ai margini, dei tanti disoccupati. Le immagini che avete visto poco fa sono le realizzazioni portate avanti dal gruppo dirigente della Democrazia Cristiana dagli anni 50 agli anni 90. Di quel gruppo dirigente faceva parte il senatore Barbaro Lo Giudice, che poi divenne anche sindaco della città, e io stesso. Lavoreremo su un canile comunale, è un piacere veramente, è una soddisfazione per una comunità, è una grande scommessa di civiltà e anche per voi, cari amici rossazzurri come noi, faremo di tutto per farvi stare bene nella nostra città. È questo che vogliamo, ma come si può pensare che qualcuno può farvi del male? Vigliacchi. Della naitaena che Dio che tria che tessera fedia Sandame calo su nolla de chino de bene mi te tupirea O so cacciazzo credi da mudi chiamo
Mamma, puoi fare un po' di te? Sì, mamma, subito. People getting what they want. Now you gotta deal with it. Insist on everything. You get nothing out. Direttamente dalla Germania, meine Cousine. Oh, Alessandro. È normale che no. Va bene? dai. Ora mi devi raccontare tante cose. Sto studiando, così imparo un po' di tedesco. Tu invece che mi racconti? Che ti raccontato? Tutto vecchio e niente nuovo. Sì, tutto vecchio e niente nuovo. Niente. Quanti sì. gradi hai lasciato lì? Cioè l'unica cosa che Guarda, ti dico, oggi ci sono 13 gradi e sta piovendo. Cioè la mia ragazza è col giubbotto in Germania. Qui invece proprio sudi da morire. Cioè praticamente qui scappa a fuoco la qualsiasi cosa. Sì, ho visto infatti incendi da morire proprio. Ho picchi tanti chiesi ragazzi che chiamano. Diciamo che un po' di sole l'ho preso perché sabato ho avuto un matrimonio e ho fatto una cazzata perché ho preso 4 ore di sole e non l'avessi fatto mi sono bruciato completamente. Vado via domenica mattina ho il volo alle 9:10. Diretto, fortunatamente diretto. Ma perché hai fatto scalo? Eh sì, l'andata sì, bruttissimo. Ritardo di un'ora, due, immagino. Sono arrivato alle 11. Dovevo arrivare alle 8:20, perciò immagino. Sì. Capirà. Io è la prima volta che faccio lo scalo e non lo farò mai più, credo. Purtroppo ormai siamo costretti per sistemare la nostra situazione lavorativa. Di andare fuori, è una tristezza. Sono Purtroppo è scelte una di realtà. vita, sono scelte di vita che a volte bisogna farle per forza. È una realtà purtroppo. Sì. Ora ti rilassi un pochettino. Infatti. Stressato già dal caldo, Hai voglia. Ma che cos'hai? Vai piano vicino, guarda un po'. Ah, il primo Il sole. primo sole, sì, praticamente sono abbastanza ostiato. Ma ti sei bruciato? Devo sistemare soltanto questa parte qua. Sì, fai tu, lo stilista sei tu, tranquillo. Grazie. Gino, siamo qua a sistemare il salone, lo sai che sto apprendistando? Sì, infatti, dovevo proprio dire come va, come procede. Ah no, ma tutto bene, troppo alto. Sì, comunque è bene. Quando le tagliate? Ma da poco le tagliate? Sì, ma là in Germania non è Turchi. che... Turchi, marocchini. Allora diciamo che ti manca la Sicilia soprattutto per questa cosa. Questa scusa. Che fai questa sera? Ci andiamo a prendere qualche cosa? Sì. Ah. Sì. A casa tutto bene? Sì, tutto bene. Si va avanti. Perché dove mi trovo io italiani ce ne sono tanti, un altro tenore di vita. Pure una sfortuna. Però io ho mio fratello che fa lo stesso lavoro, quindi... Sono punti di vista. Se parliamo che adesso ti stai aprendo questo salone. Mi metto assieme a lui e basta. Bravo, allora diciamo che è stata una fortuna. Tutta un'unica cosa.
bruttissimo. Già ti hanno fatto scommettere già un contratto lavorativo? Mi hanno rinnovato di nuovo, dopo 5 mesi di lavoro già mi hanno rinnovato il contratto fino al 2018, fine 2018. Un altro anno in più. Poi per lei c'è dopo 2 anni devi entrare al test. C'è Pistello, c'è un po' di tutto. Lombardo, una persona grande. Vediamo, non lo so. Sistema un attimo queste basette. Sì. Prodotti usare, visto che sei molto professionale, Lavoreremo anche su questo. Concludiamo. Posto? Perfetto. Non avevo dubbi. Andiamo, ti accompagno io? Sì, sì. Ma accanto ai giovani che credono nel territorio e coraggiosamente investono, vi sono purtroppo molti giovani che debbono emigrare per necessità e non semplicemente per studiare, come è giusto che sia perché viviamo in un'epoca globalizzata, ma perché non trovano spazio. Ecco, in questo caso Paternò non è solo una metafora del Sud, è anche una metafora dell'Italia. Ancora una volta è metafora di un'Europa che vive una dimensione difficile. Da un lato la possibilità di una rinascita puntando su una grande storia e su grandi potenzialità culturali e sociali, dall'altro invece quelle contraddizioni economico-sociali che hanno indebolito e indeboliscono l'Europa, in particolare l'Europa del Sud. E allora votiamo Movimento 5 Stelle, così consentiamo a queste persone di riposarsi a casa, di disintossicarsi dal potere e di lasciare la Sicilia a questi meravigliosi giovani, perché loro insieme a voi sono il futuro della Sicilia. Inutile dirvi che questa città non esiste più. Da 20 anni a questa parte la piazza è morta, le vie della città sono morte, i negozi non ci sono più e ormai sono tutti comitati elettorali in questo periodo. Quindi vorrei parlarvi innanzitutto per esempio degli slogan che hanno scelto gli altri candidati. Il sindaco uscente ha scelto per esempio Avanti semplicemente, c'è chi ha scelto di rialzare la città, c'è chi ha scelto di essere presente sempre e di parlare di rivoluzione. Noi abbiamo scelto uno slogan molto semplice: mettiamoci in salvo. La rivoluzione si fa nella cabina elettorale mettendo una X sul Movimento 5 Stelle.
poi ci sono gli spot, quelli belli, quelli che dicono che Paternò è bella, che Paternò è orgogliosa e se ne accorgono una volta ogni 5 anni. È tremendo, ragazzi, è impossibile. E poi cosa c'è? C'è Nino Naso, prima nel blu dipinto di blu, poi volare. Se fosse una gara di karaoke avreste già vinto, non ci sono problemi. E poi ci sono i pentiti, no? Chi se lo ricorda qui Ignazio La Russa che diceva no, ma quale Paternò, io sono di Ragalna. Sembra quasi Matteo Salvini che scende in Sicilia e ama il sud, ragazzi. Però qual è la risposta? Qual è la soluzione così semplice del Movimento 5 Stelle? Non riproporre la stessa spazzatura, è semplice. Ci sono candidati qui che anziché avere scritto la scritta votami, dovrebbero aver scritto wanted, ricercato, fanno i mercenari. E poi la parte migliore. Io sono una ragazza, logicamente ho 18 anni e tutti hanno iniziato a parlare della mia giovane età. All'inizio mi sentivo quasi speciale. Ero così piccola per una cosa così grande. Poi ho visto che c'erano anche altri candidati diciottenni della mia stessa età. Ma perché non li fanno parlare mai? Hanno sempre quei 4-5 candidati che fanno le conferenze. Molti dei miei amici sono andati via per queste stesse motivazioni. Io lascerò questo paese, questa città, solo quando saprò di aver fatto tutto quello che potevo fare. Non sono disposta a bere caffè annacquato, probabilmente americano, di non vedere l'Etna per il resto dei giorni della mia vita, perché questi pezzi di merda pensano che la politica si faccia così, perché la politica non si fa così. E mi viene in mente una cosa. L'età della pietra non è finita per assenza di pietre. La politica dei pezzi di merda non finirà perché finiranno i pezzi di merda. Avranno più case, avranno più ville, avranno più figli e noi avremo più onestà di quella che hanno loro, perché probabilmente qualcuno di loro onesto c'è, però ci vuole attenzione per cercarli. Se ne trovate uno, per favore dimmelo, perché li sto cercando. Ed è bello parlare oggi qui. Ho visto che dietro di me ci sono dei manifesti abusivi. Allora io già lo immagino un consiglio comunale con qualcuno, perché qua i nomi, al telefono con papà, ma che appalto vuoi? Allora se questo non lo volete, se non volete che girano con liste in cui hanno i vostri nomi, i vostri cognomi, perché magari siete pazienti loro, se questo non lo volete è il momento di dirlo, perché l'onestà è l'unica cosa che non ci possono togliere, perché hanno fatto della morale dei signori una morale degli schiavi. E il mio professore dice sempre che si dovrebbe essere aristocratici del pensiero. Allora io ringrazio quelli che ci sono stati fino ad ora, perché la mia inesperienza è la mia forza, perché probabilmente penso ancora che rabbia e indignazione possano essere incanalate in un progetto di democrazia partecipata, perché ci hanno fatto credere che la politica non è quella nostra, ci hanno fatto credere che fosse una cosa che non si può imparare, e invece c'è, è quella che facciamo ogni giorno. Perché un domani noi non avremo i posti legati, noi avremo bisogno di voi, della vostra collaborazione. Noi abbiamo bisogno di cittadini normali che capiscono che è questa la politica, non quella loro. E allora per favore abbiamo il coraggio di parlare di mafia, di mandarli a casa, di non dargli più quella poltrona, perché i pezzi di merda sono pezzi di merda. Grazie. Claudia ha solo 18 anni perché il Movimento 5 Stelle di Paternò vive nel presente, ma parla con il linguaggio del futuro. Vorrei un grande applauso di incoraggiamento per Salvo Ladelfa, il nostro prossimo sindaco di Paternò. E oggi, dall'11 marzo ad oggi, siamo qui per dirvi una cosa, che siamo pronti ad amministrare questa città per i prossimi 5 anni. Poi abbiamo lanciato un altro messaggio, che ci piace lanciare i messaggi, però la campagna elettorale è questa. Perché noi il voto non veniamo a mendicarlo sotto casa vostra o con il messaggio vocale, per favore dammi 2 voti, aiutami a salire, fammi un favore.
Non vi ricattiamo candidando i vostri familiari all'interno di quelle 17 liste per poi controllare se voi effettivamente avete dato il voto a noi. Non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto, perché non siamo come loro. È vero, non abbiamo fatto mai politica, nessuno di noi ha mai ricoperto un ruolo istituzionale all'interno delle istituzioni, della pubblica amministrazione, è vero. Non abbiamo mai fatto questo tipo di politica, è cosa ben diversa. Questo tipo di politica, lo sappiamo benissimo. Molti mi dicono, ma non ti preoccupa questa cosa di prendere in mano una città così martoriata? Non sapete cosa andrete a trovare, con che cosa dovrete scontrarvi? Sì, mi preoccupa, devo essere sincero. Ma mi preoccupa ancora di più consegnare questa città alle stesse persone che l'hanno distrutta in questi 30 anni. Mi preoccupa molto di più. Signori, sta partendo un treno da Paternò. Sta partendo un treno. Noi vi invitiamo a salire tutti quanti a bordo di questo treno, che passerà per la regione Sicilia a novembre e finirà al Parlamento italiano, insieme ai nostri portavoce, come Alessandro Di Battista, portavoce alla Camera dei Deputati. Molla ragazzi, su, siete bravi ragazzi, venite con noi. Mollateli quelli là. Quelli si hanno paura che non rientrano in Parlamento. Torrisi, Alfano, La Russa hanno paura che non rientrano in Parlamento, che non superano le soglie, quindi proveranno a unirsi, tutto il contrario di tutto. Però se beccate lì il senatore Torrisi o Alfano o La Russa, diteli che qualora dovessero perdere finalmente il loro posto di lavoro, noi gli daremo il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese. Al senatore Torrisi gli daremo 780 euro al mese, però deve lavorare 8 ore volontariamente per il comune di Paternò, deve inserirsi in un percorso formativo per imparare un mestiere e qualora rifiutasse 3 proposte di lavoro gli togliamo il reddito di cittadinanza. Giusto, Cancelliere, giusto? Per cui bisogna avere il coraggio di dire all'amico che si presenta con queste liste, con questi partiti che hanno distrutto l'Italia: noi siamo amici, ce ne andiamo a mare assieme, ce ne andiamo a mangiare assieme, ma se tu ti candidi con questi personaggi io non ti voto, piuttosto devi andare a fanculo. Questo dobbiamo fare. Coraggio, coraggio, coraggio. Dove siamo più tardi, Giancarlo? L'autista del Movimento 5 Stelle lo conoscete? Dov'è Cancelliere? Cancelliere ormai non parla più, guida soltanto la macchina. Veramente, è quello che dice dobbiamo andare, compà, dobbiamo andare, compà, dobbiamo andare. Esatto, dove stiamo? Santa Caterina che? Villa Armosa, ce ne stanno tante Santa Caterina. Prego. Certo. Siamo a Santa Caterina, dopo dove Ignazio? Dopo Santa Flavia, vicino, poi Palermo. Poi Sciacca e stasera comizia alle 11 ad Aragona. Poi scarichiamo frutta e verdura, mercati generali dalle 3 alle 4 del mattino. Manco il tempo di andare in bagno mi hanno dato, manco il tempo di andare in bagno. Gli ho detto a Giancarlo, mi scappa. No, compà, è tardi. I luoghi cambiano, non sono mai uguali a se stessi e riflettono le scelte degli esseri umani. I luoghi possono decadere, rinascere e nulla è casuale. Dipende da chi li vive, chi vi investe, chi li governa. Vi sono infatti comunità piccole e medie che un tempo erano fiorenti, poi sono declinate. Veniamo a Paternò. Fino agli anni 70, parte degli 80, era un luogo in continua crescita, a volte eccessiva, che ne ha peggiorato il volto sul piano urbanistico ed edilizio, altre volte positiva sul piano economico, agrumicolo, professionale, commerciale. Dalla seconda metà degli anni 80 è iniziata una fase congiunturale negativa che si è aggravata progressivamente. La politica per diversi lustri ha inseguito le emergenze senza una vera programmazione politico-economica, cultural-sociale. La classe dirigente della lunga parte finale della Prima Repubblica e della Seconda Repubblica non ha saputo proporre un modello di crescita alternativa, al di là di alcune lodevoli eccezioni, che non hanno avuto un seguito forte.
lavorare, non le puoi neanche vedere. Ma poi c'è, Stiamo. Posso parlare? Fallo parlare. Però ora ti faccio spiegare, devi fare finire il discorso, va bene, però il Cillo magari sa colleghi, ti racchiudi dalle favole che mi raccontano avanti. Va bene. Questo era un po' quel caso. Vabbè dai, comunque dai, sto chiudendo che sono arrivato e cerco il mio cugino, va bene? Ok, dai, ciao. Bello? Sta a posto? Un po' stanchi. Un po' stanchi, come mai? Tutto il giorno a lavorare senza che mi sono fermato neanche un secondo. Sembra che le persone stavano partendo per... Ma per almeno le sei vacanze. andata a mangiare o no? Ma giusto un panino. Un panino a voi. Giusto un panino. Vabbè no, io oggi pomeriggio mi sono caricato un po' e poi ho sbrigato alcune cose. Stavo parlando con un amico mio per stasera, vogliamo andare al cinema a vederci qualcosa, forse Transformers. Ci sta, dopo un lungo tempo che non li vedi con i tuoi amici. È normale. È giusto che comunque ti fai vedere anche Sì, da sì. loro, no? Le mie Ti giornate... volevo Sì, dire se volevi stare stasera qua, però se hai impegni. No, vabbè, tanto nel tardi ci dobbiamo sentire, perciò problemi non ce n'ho. Sono le Ora 9 vado e a 7. letto direttamente. Vai a letto, domani a lavorare, sveglia presto. Che ora ti alzi la mattina? Alle 7. Alle 7. Tempo che mi preparo, sono le 8 meno un quarto. Quando faccio la mattina mi alzo alle 4. Madonna. Tu preferisci la notte, però devo venirti a trovare. No, ma devi venire. Poi andiamo a Dortmund, ci facciamo un giretto là, andiamo in qualche discoteca di quella hip hop. E poi andiamo allo stadio di Dortmund. A vedere Dario. Andiamo a vedere Dario, mio cugino. Timone di Antonio. Io Antonio e suo fratello. Ma questo è suo fratello. Questo è Angelo, il fratello Antonio. Cioè, se ne sono fratelli, intanto lui è tutto rosso. Ma vedi che non Infatti l'avrei lo mai chiamiamo detto. Piru Russo, lo chiamiamo. L'ha firmata pure Scuderi. Questa è la maglietta sua del Borussia Dortmund e io l'ho mandata. Lei lo riconosci tu? Mio nipote Rosario, il figlio Normale. di mia sorella. Che dobbiamo andare a trovare. E gli ha mandato la maglietta firmata. Guarda che bello. Ciao, fare i capelli così. Mi faccio i capelli così. Ti vuoi fare i capelli così? Ah vai, cucina, poi pare in finocchio. Ci manca te fai. Mi sta parendo chi tec tetra, come cazzo si chiamano. Fuori, Tieni. Ah, minchia che palle, oh. Caldo. In Germania 13 gradi. Prende, mi chiama la mia ragazza che sta piovendo con 13 gradi, capito? Ma che vuoi che te ne andate tu? Alle 9:30. Alle 9:30 devo essere sotto casa di questo amico mio. Con la moto? No, penso in macchina, la Ma li moto... accompagno io allora. Va bene, non c'è un problema. Li accompagno io. Non c'è un problema.
dedicarci la nostra canzone che ormai è diventata un must per il nostro gruppo e per i nostri ideali e per il nostro progetto. E questa persona è Anthony Di Stefano, che pregherei di accogliere con un grande applauso. Signori, bentrovati a tutti, nonostante per tanti anni me la sono fatta davanti alle telecamere, sinceramente questo è un altro tipo di emozione, lo devo dire, è l'emozione di chi si trova a mettersi al servizio della città. Io dovrei raccontarvi, spero un giorno di scrivere anche io un libro sull'esperienza di 5 anni di amministrazione. Da qui siamo partiti il 19 gennaio e qui siamo ritornati perché Scalavecchia è il simbolo, la fotografia di tante cose, troppe cose che non vanno. Qui non c'è segnaletica stradale, non c'è qui come non c'è da altre parti, è assente. Possibile, devo credere che non ci sono i soldi anche per disegnare le strisce a terra. Questi diritti che ci hanno negato sono delle cose attuabili, cose che hanno fatto da altre parti. Non l'hanno fatto a Milano, non l'hanno fatto a Bolzano, l'hanno fatto nei paesi, nei comuni che confinano con la nostra città. Ci hanno tolto il gusto di poter pensare in grande anche per noi stessi. E allora io non me la sento di parlare di turismo. Sediamoci e programmiamo, sappiamo come fare, non soltanto riuscire a collegare davvero la città, ma vogliamo anche che alcuni punti che riguardano la nostra Paternò sono assolutamente intoccabili. Uno di questi è l'ospedale. Il fatto che stiamo regredendo, che non stia rimanendo più nulla, è di destra o di sinistra. Non è nulla di tutto questo. Tutto questo ha a che fare con le nostre coscienze. Tutto questo ha soltanto a che fare con le nostre coscienze. Guardate, non c'è stata vittoria politica fino a questo momento più bella. Persone diverse, persone che la pensano nettamente diversamente, ma che hanno capito che o ricuciamo adesso, oppure è finita. E siamo qui per questo motivo, siamo qui per dire dobbiamo interrompere il malaffare che c'è stato fino a questo momento, l'improvvisazione che c'è stato fino a oggi. Quando le persone mi dicono, beh, siete tutti stessi, io non devo controbattere niente, perché sono io il primo che sostiene questa tesi. In realtà quello che oggi noi dobbiamo fare per far tornare la fiducia, per far tornare a credere alla gente che dobbiamo tassativamente riprendere in mano questa città, deve essere il nostro esempio, il nostro lavoro. Me la fate citare una frase del cardinale Carlo Maria Martini? Non domandiamoci se siamo credenti o non credenti, domandiamoci se siamo pensanti o non pensanti. Vogliamo fare populismo? Vogliamo fare demagogia? Oppure vogliamo risolvere le situazioni e le questioni? Noi ora dobbiamo tenere dritta la barra della programmazione, che è l'unica nostra via d'uscita, assieme alla nostra coerenza morale, etica. Paternò è dunque una metafora del Sud perché al suo interno contiene una pluralità di storie, di vite, di esperienze vissute. E per questo ho voluto raccontarlo nel mio libro Vi racconto Paternò, una metafora del Sud. Io vedo i miei coetanei, io sono abituata a fare nomi e cognomi, che sono candidati anche con il nostro Ministero. E quando io chiedo, guarda, ma perché hai fatto questa scelta? Ma non lo so, dovevo scegliere tra questi due. Perché? Perché hanno una posizione tale come tutti gli altri candidati del Front. Io penso abbiano preso una mappa di Paternò e abbiano detto qua c'è una parrocchia, qua c'è una scuola, qua c'è... prendine uno per luogo. Allora il discorso è, noi siamo i frutti di quello che loro hanno costruito, non dirò mai che la vostra generazione ci ha portati a questo punto, però dalla rassegnazione che voi esprimete, date a noi un'idea di chiusura e non va bene. Io penso una cosa, che la politica purtroppo ormai ha assunto un significato negativo. Cioè quando si parla di politica si pensa sempre alle cose brutte, no? Cioè la politica, la corruzione, gli inganni, i tradimenti che sono sempre stati fatti. E quindi diciamo è difficile, è complicato spiegare a un ragazzo, no?
che invece la politica è qualcosa di altro. No, recuperare una dimensione politica in una nuova generazione significa ripartire dai bisogni, per cui oggi per esempio il punto più alto della politica oggi lo fa una ragazzina di 15 anni, di 16 anni, questa Greta, che si sveglia e che decide di dedicare il suo tempo, le sue energie a che cosa? A una cosa fondamentale di cui ci dimentichiamo, che stiamo rovinando il mondo, che stiamo rovinando la casa dentro la quale abitiamo. Questo forse è un modo nuovo e questo è l'unico modo per cui un ragazzo, un giovane si può avvicinare alla politica, cioè partire dai propri bisogni. Accanto alla dimensione del racconto regionale e nazionale ho sempre dedicato uno spazio sui media nazionali e regionali alle storie di Paternò, perché se da un punto di vista è l'esempio di una metafora del Sud, per altro verso è anche un caso sui generis. Ti stupisce, ti sorprende per originalità, ma anche per storie paradossali, storie che diventano dimensioni dell'assurdo. Prossimo 11 giugno abbiamo una grande opportunità, andare a votare e cambiare la nostra città. Voltare pagina iniziando dai giovani, dalla nostra storia. Dal rispetto per gli altri. Il prossimo 11 giugno, ascolta il tuo cuore, accendi la voglia di fare. Vota Patto Popolare. Passa il cambio di mentalità, il mio voto è libero, si sa. L'11 giugno, come saprete, saremo chiamati ad eleggere il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco di Paternò. Vi starete chiedendo chi sono? Io sono Salvo Ladelfa, ho 36 anni, sono un ingegnere edile ambientale e sono il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Il mio voto è libero e non è una merce di scambio politico. Il voto è mio. Il voto è sempre stato mio. È e sarà per sempre mio. Il mio voto è mio. Il mio voto è mio e solo mio. Il mio voto è mio. Il mio voto non è in vendita, il voto è mio. Il mio voto lo decido io. Il mio voto non è cosa nostra. Un pensiero nella testa che va, grida libero per la città. Mi sono candidato per riappropriarci del nostro ospedale, che è stato spogliato di servizi utili ed efficienti per la nostra comunità. Mi sono candidata perché desidero ridare ai paternesi una città migliore, ove piazze, città e strade venissero manutentate regolarmente. Sono Pecilara e mi sono candidata perché venga risolto lo storico stadio delle Salinelle, esempio triste di spreco di denaro. Paternò perché fatti hanno parole. Paternò perché siamo pronti a trovare delle soluzioni. Il mondo è solo un mare di parole. Paternò per restare e non scappare. Uniti per tutelare le nostre istituzioni. Uniti per una città più vivibile. Uniti per migliorare le nostre strade. Ciao, sono Maria Gabriella Cirino e anche io ho deciso di candidarmi alle elezioni per il Consiglio Comunale nelle prossime amministrative dell'11 giugno. Faccio parte di un popolo numeroso di candidati, certo si tratta proprio di un popolo numeroso perché quando l'amministrazione della città diventa un mistero ti viene voglia di infilarci il naso. Aspetta, faccio. Me la voglio portare.
malato che non riesce a provare un'emozione. Perché dico questo? Perché la città di Paternò ha avuto una politica che ha amministrato senza provare emozione. E a proposito di emozione, voglio presentarvi una persona quest'oggi. Penso siete qui tutti per lo stesso motivo. Ve lo presento perché è con noi Nino Naso. Il pubblico ha corso per ascoltarlo. Nino non riempiva la sala, non riempiva il cortile, riempiva anche parte di via Monastero. Forza Sindaco! In via Monastero a Piazza 64 qualcuno è arrivato anche in Piazza Indipendenza, mi ha detto la dovevamo fare in piazza, la faremo. Questa è la città, noi siamo la città, ma siamo abituati a combattere. Siamo abituati a combattere. Qua ci siamo gente, io farò un intervento e poi magari parleremo dopo del programma. C'è gente che non riesce, io come voi, a essere egoisti nei confronti di questa città. Abbiamo scelto la strada più difficile, ma è la strada dell'onestà, è la strada della trasparenza, è la strada dell'affetto, del cuore, di conoscerci. Io qua vi conosco tutti ad uno e non ci siamo conosciuti oggi, è da una vita che ci conosciamo, è da una vita, e questo è importante. Vivo in questa città, voglio vivere in questa città, tutti dobbiamo vivere in questa città, tutti dobbiamo avere l'orgoglio di sentirci. Nino Naso rappresenta noi, non decide la città questa volta, gente non ne può più, non riusciamo più ad alzare la testa, rialziamola col cuore. Io poi impatto quello che mi viene lo dico, però so che dico la verità, quindi non mi devo ricordare quello che ho detto ieri, perché parliamo sempre con la verità e come ho scritto prima, guardandoci negli occhi, che è la cosa più importante, ma non si ferma qui, perché c'è un progetto serio, ci sono però, perché se no offenderei tanti professionisti, avvocati, ingegneri, commerciali che hanno lavorato su un programma. Io parlo, forse mi state facendo parlare voi, con questa forza che mi arriva da questa platea, non posso non continuare a parlare. Grazie Nino.
queste settimane, cioè la gente quando ti incontrava per strada, così scambiando un parere da paternese a paternese, tu che opinione hai raccontato? E allora, Paternò non è una grande città, quindi non ha gli exit poll, quindi per fortuna non possiamo decifrare questo voto, però come dicevamo prima la gente forse non è molto sincera, perché nel proprio intimo la gente è arrabbiata. Gli aventi diritto al voto a Paternò 41.280, poi vedete divisi tra uomini e donne, le 47 liste, 18 liste generali per 404 candidati e 24 posti da consigliere comunale. Quando parliamo sono le 23:35 e lo spoglio è appena cominciato. Risulta essere quasi come una cassa di risonanza sotto un certo punto di vista, no? Tanto per le belle iniziative messe in campo dai candidati sindaco, quanto anche però per quelle che poi sono delle offese nei confronti degli stessi e nei confronti dei candidati al Consiglio Comunale. Sono 27. Ah, quindi siamo quasi a mezzanotte ancora a 27 schede vitimate. Sui social, sull'attività sul web in generale. Sui social, non so se è finito. No, sì, no, bisogna vedere anche poi come si muove, nel senso, ripeto, l'utilizzo dei social per la pubblicizzazione delle iniziative è un discorso, che i social diventano il luogo di commento e di confronto, su questo io avrei qualcosa da un punto di vista anche sociologico. È stata una campagna elettorale all'insegno della correttezza, perlomeno da parte nostra. Abbiamo cercato, anche grazie con l'aiuto del comando dei vigili urbani, di mantenere una città un po' più dinamica, un po' più pulita. Cioè dovete dare atto, qualche candidato non l'ha fatto, qualche candidato al Consiglio Comunale ha continuato a sporcare la città. Abbiamo un naso con 11, già qui c'è un piccolo aggiornamento. Di Stefano con 2, la Delfa 4, mancano 2 e poi alla sezione 5 Nino Naso 29, la Delfa 12, Lombardo. Che chi ha governato in questi 5 anni non è riuscito a trasformare quella speranza in concretezza. Questo vuol dire naturalmente, per carità, che ci sono state anche delle cose realizzate, ma l'elenco delle cose non realizzate è davvero notevole. Almeno la metà dei votanti si è recato ai seggi. Detto questo, sui social, qualcosa lo voglio dire anch'io. È vero, noi abbiamo cercato di mantenere, di darci un contegno sempre. Abbiamo provato, per quanto è stato possibile, di tenere sempre i toni bassi, pagati, però è anche vero che non è stato sempre così. La sezione 1 è una sezione dove vota un pezzo di media alta borghesia. È un dato importante sul voto d'opinione, ma non è rappresentativo di tutta la città. La Don Milani è un po' diversa, però anche quella è una singola parte di città. Magistrale la stessa cosa, quindi fermo restando che non mi stupirebbe il trend della corsa 3, Naso, Di Stefano e 5 Stelle. Il primo sarebbe Nino Naso, secondo Anthony Di Stefano, Movimento 5 Stelle, Mauro Mangano e Nino Lombardo. Sì, Maria Chiara, buonasera a te, gli ospiti e coloro che ci stanno seguendo da casa. Qui accanto a me c'ho Consolato Laudani, ex consigliere comunale del comune di Paternò, candidato nella lista Uniti per Paternò. Allora, Laudani, come vede questa cavalcata di Nino Naso? Io ho assaporato tutte e 3 candidature di Nino Naso, questa la vedo più organizzata e più favorevole. La gente ha capito abbastanza a larga maggioranza che Nino Naso non scherza, non sta facendo delle cose che non deve fare. Ha parlato sempre senza offendere nessuno, è stato riguardoso e rispettoso in tutto e per tutti. Direttore, vediamo che ci sono gli animi in fibrillazione. Lei si trova attualmente al comitato del candidato sindaco Nino Naso? Capisco, ovviamente non mi sente. Non mi sente. Se riusciamo a ripristinare i già fanno festa. 948, Lombardo 36, la Delta 480. Per il momento vi ritorno la linea, ma però vi dico che Nino Naso è chiuso con alcuni amici entro uno stanzino dove arrivano i dati. Quindi andiamo un po' a riepilogare. 35,82, 2 sezioni su 47,
per Nino Naso, la Delfa 16,20%, 9,17 Mauro Mangano, Anthony Di Stefano 35,82, è uguale a quello di Nino Naso, Lombardo 2,98%. La politica è sempre stata fatta dalle coalizioni, è sempre stata fatta dall'unione di progetti differenti che poi hanno una sintesi in un programma comune. Io non ci vedo niente di strano in tutto questo, non vedo però come si possa fare politica semplicemente denigrando gli altri progetti politici piuttosto che fare una proposta politica alternativa. Il Movimento 5 Stelle sin dalla fondazione ha cavalcato una sensazione che poi è diventato sempre più emozione e poi sentimento a livello nazionale, ma non solo, ecco, di una certa disaffezione alla politica intesa in termini tradizionali, soprattutto perché dove la politica poi ha tradito il Movimento 5 Stelle, comunque in Europa tutte le ventate antisistema, ecco, sono man mano cresciute. Io ricordo un dato secondo il quale se il Movimento 5 Stelle non fosse sorto in Italia, probabilmente questo vuoto sarebbe stato colmato da tendenze estreme o di sinistra o di estrema destra, così come è avvenuto in Grecia, in Inghilterra e in Germania. Sì. No, a me non mi è mai piaciuto commentare i risultati si accettano, gli elettori sono sempre elettori, quando votano noi e quando votano gli altri, non sono bravi o cattivi in base alla loro scelta. Nino Naso avanti rispetto a Anthony Di Stefano. In bocca al lupo e grazie di cuore. Il caso più grave riguarda la sezione 13 al liceo scientifico. Pure smentiti, però ci raccontavano di come ci siano state delle irregolarità sia nel voto e sia nel conteggio. Ecco perché infatti in molte sezioni si stanno ricontando da capo di quelle che sono le preferenze. Ai nostri telespettatori, riflettori ancora puntate sulle amministrative 2017 a Paternò, contro ogni pronostico che dava quasi per certo il ballottaggio. Nino Naso ha vinto al primo turno superando il 40% con più di 11.000 voti. Ecco, questa è la grafica intanto, ecco qua perfetto, qui ci sono i festeggiamenti. È una grande emozione, un abbraccio fortissimo a tutti gli amici miei, sono veramente felice. Una notte estenuante perché il dato non arrivava, adesso è confermata alle 7:30 di una sindaco di Paternò. Un dato che ha dato ragione ai paternesi e credo sia la svolta per questa città. Sono veramente spossato, ma sono soddisfatto. L'entusiasmo degli amici miei ancora mi stanno dimostrando, aspettando là sotto. Il proprio amico, che sono l'amico della città. A chi dedichi questa vittoria? Alla mia famiglia e a tutti questi amici e ai paternesi. Cosa farai domani? Cosa farai il tuo primo giorno? Mi riposerò per la festa del mio santo, oggi festeggeremo in piazza, sentirò la città e poi incominceremo a lavorare. Catalina Tempesta, alla fine Nino Naso è sindaco. Sì, ce l'abbiamo fatta, sono emozionatissima ma felicissima. I paternesi hanno votato col cuore, con la mente, hanno scelto il loro sindaco in assoluta piena coscienza.
Nino Naso è veramente il sindaco dei Paternesi. Moglie del nuovo sindaco di Paternò, che sensazioni sta provando? Una sensazione straordinaria, Nino lo merita. Ha lavorato da sempre per la sua Paternò e i paternesi hanno capito l'amore, la dedizione, la disponibilità di Nino Naso per loro. Una storia nuova per la città di Paternò. I paternesi hanno scelto il loro sindaco. Grazie, grazie. Vogliamo vivere la città. Per questo siamo andati in piazza, ha un significato importante. Ritorneremo questa sera, incontreremo la città alle 8. Prima di iniziare farò un omaggio alla nostra Santa Patrona. Per me Santa Barbara è tutto per Paternò e quindi porterò un omaggio floreale alla nostra Santa che benedirà per prima l'amministrazione di Paternò. Sceglie in maniera libera, cosciente e razionale il proprio sindaco. Grazie Nino, veramente oggi è una giornata di festa ed è una giornata importante per la nostra città. Dobbiamo vincere la guerra è quella di rimettere in sesto la nostra città. È una grande emozione vederti così. Ci conosciamo tutti da sempre, vogliamo lavorare per questa città. Abbiamo alzato tutti la testa, tutti, io vi ringrazio. Io non calo, stai tranquillo. Domani è il mio onomastico, Sant'Antonio di Padova. Ho portato un omaggio floreale alla nostra patrona Santa Barbara. Io ci e ci proteggerà. E noi la onoreremo. La onoreremo per quello che rappresenta per questa città. Paternò è anche una dimensione di contraddizioni per un altro punto di vista, anzi per due punti di vista opposti. Da un lato, una fetta dell'opinione pubblica tende a rassegnarsi.
Ascolta, dopo la possibilità dare 5 centesimi, perché tu hai una fortuna spazio. Cioè, perché noi stamattina Un'altra parte notevole che non si arrende mai, vivace, dinamica e spesso maggioranza nei momenti fondamentali della vita cittadina guarda sempre con positività all'orizzonte della speranza, non perde mai di vista la possibilità della rinascita. Il mio libro si è fermato al 2015 e raccontando gli ultimi anni ha raccontato in realtà 40 anni di storia e poi il senso di una storia plurisecolare. Negli ultimi anni vi è stato un cambiamento, è ancora presto per giudicare, ma quello che possiamo dire è che ancora una volta la città non ha superato le proprie contraddizioni. Sì, vieni. Non ti preoccupare, ci fermiamo anche noi. Scusa, avvocato! Avvocato, lei! Allora, ve la leggo. Troppe parole non servono per esprimere che siete grandi, perfetti come una funzione matematica. 2 fratelli uguale 2 amici, uguale 2 colleghi. Siamo certi che come sempre saprete stupire tutti per le vostre iniziative. Con la vostra arte saprete far emergere dagli altri il meglio. Riuscirete a donare momenti di rinnovamento e di perfetta armonia. Aspetta che gli viene lui allora, un attimo di silenzio. Simone deve leggere qualche cosa. È una metafora di un Mediterraneo, questo mondo così complesso e articolato dalla lunghissima storia che da un lato soffre, ma dall'altro è un luogo di bellezze straordinarie. Da un lato è colpito dal disagio, ma dall'altro ha una ponte di speranza. Ecco, il Mediterraneo è il luogo e la dimensione dei ponti fra il passato, il presente e il futuro. Enrico, vi auguro con gioia buon lavoro. E che cosa c'è disegnato? La casa, il nostro salone. il lavoro, La casa c'è che facciamo vedere. Grazie. Io mi sto cambiando un attimo, però Enrico no. Già lei con me? Signor Carmelo, Si parla forte. Perché noi stiamo a sentire magari. stai cascando. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Un filo rosso
che lega tutto il Mediterraneo, è il filo rosso delle contraddizioni, da un lato disagi e difficoltà, dall'altro il sogno, l'orizzonte di una vita migliore. Enrico, ma cominciamo a spegnere queste luci? Sì, sto prendendo la scuola. Perché altrimenti le persone continuano ad entrare. Non ci spieghiamo più. Inizio da questa parte. Enrico, ascolta una cosa, quella centrale, quella grande, non la devo. Enrico! No, là dentro, c'è quella sul lato destro. Ok. Questi led a terra come si tolgono? La paletta.